Le imprese oggi devono sapere esattamente cosa devono fare e cosa potrebbero fare. Quindi il manuale va proprio in questa direzione. Non ci sono più spazi per competenze disallineate, spazi per misunderstanding, interpretazioni date da magari non professionisti dedicati e quindi sapere esattamente cosa fare. Sarà poi compito nostro come associazione di categoria e di sistema regionale Veneto dare alle imprese bandi e contributi necessari per potersi migliorare in tal senso. Un evento importantissimo per dimostrare come la sinergia tra mondo pubblico e mondo privato porti vantaggi alla collettività, in particolare a una parte specifica della nostra società, le persone in condizione di disabilità, che credo dovremmo esserne molto orgogliosi. Anche noi come sistema sociosanitario regionale non vediamo più come solamente utenti dei nostri servizi sociali o sanitari, ma come cittadini a 360 gradi che assistiamo anche nei momenti più leggeri, più ludici della loro vita, come quello delle vacanze, perché appunto non sono più solo utenti ma sono cittadini. Voglio fare i miei complimenti intanto all'ULSS 9 di Verona per aver pensato, immaginato e anche sviluppato un progetto così interessante che coinvolge il territorio da tanti punti di vista e soprattutto per me sviluppa un approccio che mira davvero all'investire delle risorse che, aprendo la possibilità a tutti di visitare la terra veneta, in particolare la zona del Garda, naturalmente tutte le bellezze di questo territorio, dà la possibilità non solo di includere e di garantire a tutti la piena partecipazione anche dal punto di vista del turismo, ma offre al territorio una chance in più, un investimento anche economico per crescere e offrire sempre a più clienti tante bellissime opportunità. Abbiamo superato un progetto che era partito 3 anni fa, più di 120 partner tra istituzioni, realtà del terzo settore, associazioni di categoria, federazioni sportive e, permettetemi di dire, non solo locali, perché per esempio nelle federazioni sportive, Ministro, abbiamo la federazione tennis con testimonia la squadra di Davis Possina, è tra gli amici del progetto, e le 2 nazionali campioni del mondo maschile e femminile di volley, che tra l'altro ci porteranno il 30 maggio un'altra iniziativa. Perché ho citato velocemente questi aspetti? Per dire che noi avevamo 2 obiettivi all'inizio come azienda, che ha sempre sostenuto ma soprattutto vuole dare visibilità a chi, come oggi un partner fondamentale che è Federalberghi, deve essere al centro del progetto inclusivo. Noi abbiamo parlato di 2 aspetti: raggiungere l'obiettivo di sensibilizzare, perché questa società ha bisogno, non solo a parole, nei fatti, di colpire e di entrare nel cuore della mente della comunità, dei cittadini, delle realtà, delle famiglie, anche della semplicità, perché è facile coinvolgere delle realtà che ti danno l'adesione. Vedo qui tanti sindaci che ringrazio, sono partner fondamentali anche loro, senza di loro tante iniziative non andrebbero avanti. È facile parlare quando si è coinvolti, ma in questo progetto, Ministro, sono loro ad attivarsi e a chiedere di creare nuove iniziative, e questa sensibilizzazione era un obiettivo che non solo stiamo raggiungendo, ma ormai le iniziative sono decine e decine e decine, con migliaia di partecipanti, per non parlare di operatori collegati e di familiari. E secondo era quello di fare rete. Perché fare rete? Perché solo mettendo insieme energie, realtà e persone sensibili, di buon cuore e di buona azione, si possono fare belle iniziative come quella che ha fatto Federalberghi oggi, perché questa iniziativa è meravigliosa, perché è un'iniziativa del fare, non solo del dire. E in questa società abbiamo bisogno di meno parole, abbiamo bisogno di azione.